Noi per tenere su Capiale dobbiamo per forza fare questa conciatura, non possiamo farlo al centro. A su Capiale è largo, poi glielo metto a vedere, vedete com'è. Perché farglielo al centro significa che lui cammina, e non da lui è mai un calore, perché non è tanto leggero. Devo mettere il fazzoletto perché altrimenti le signore dicono i capelli sporcano. Quindi buttano su Capiale, di conseguenza vengono coperti. Già, sorgutones e su gruppo. Su gruppo ho spiegato prima, per chi non c'era nella stanza. Su gruppo serve per chiudere l'apertura della camicia, se si sa mai si dovesse aprire e si dovesse vedere qualcosa. Se si apre la camicia, lei su gruppo tanca tutto, copre tutto. Ok? Non si deve vedere niente. No. Ho detto, noi abbiamo pochi gioielli d'oro, però gioielli ne abbiamo, ma la maggior parte sono d'argento. E invece sapere da io che poniamoci su culeo è d'argento. Nana, sapere da io è più potente, perché crede in queste cose, quando è d'argento che non tocca. Come li poniamo su? Oggi è una donna fatta a torbaccio, di lana grezza, quindi per quello sotto mettiamo sempre su dito e tela, perché altrimenti punge. E oltre a essere pungente è anche pesante. Però visto che qua c'è freddo, va benissimo. Ma avete benissimo del dito. Questo è il panno rosso, come ho spiegato prima, su Vardellini tutti i nostri costumi sono fatti conforme all'originale, quindi quello che c'è dentro è vecchio, ma se guardate questo che ha 50 anni, su Vroninzu è uguale a quello che c'è dentro che ne ha 200, ok? Avete visto come ho spiegato? Il sasso è largo ed è liscio, non è plissettato, perché lei avesse avuto qualche chilo in più sarebbe andato bene lo stesso. Siccome la parte davanti sul calcio si allarga e si stringe, non è plissettato, quindi diciamo è bello da vedere, ma se io li pongo su odale è ancora più bello da vedere.
anticamente il grembiule è sempre di questa stoffa, perché è completamente diverso dai colori. Da chi? Della zona, di tutto l'altro. Completamente. Servetta, Ok. servetta sono uguali, se. Dopo tu li pongi la teravetta, veste uguale. Giovronizza è impossibile farglielo qua. Sì, ma dico, anticamente era sempre così, questo modello Sì, così. il modello è sempre questo. Questo è il supuleo che ho detto prima. Vedi? Supuleo. Ha visto che questa io dentro non ce l'ho? Perché ognuno mette gli amuletti, non possiamo mettere. Questo è salettina. Queste sono tutte cose così. E questo è supuleo. Quindi adesso mi dite, questa ragazza è sposata o non è sposata? Non è sposata. Avete ascoltato bene? Se l'avesse avuto a sinistra, adesso esce dalla chiesa e a sinistra. Guardate, dietro è molto più bello, è molto più lavorato. Ed è anche difficile da fare perché anche questo pure, sto di frizzio, dentro è rigido, rimane rigido. Adesso capite perché devo fare questa conciatura. Sì, non rimane. Bello. E per mettere questo c'è un rizzo. Dobbiamo fare un giro a vuoto. Un giro con la croce. E un altro giro a vuoto. Questo si scapulla cadente. Uno stuzzicadenti. Ecco, si zippone, finalmente. Anche dietro deve rispettare tutte le sue forme, tutte le rose, non può metterla una qui, deve rispettare il disegno, sì. Ci devono essere almeno 7 rose. Ok? E non 9, perché 7? No, quello. Cosa? Tesoro, girati anche qua. La sposa. Non lo fare, scappa, ripensa. Sei ancora in tempo. Tiene già posto su arzone e las altas. E pure usa a misa sul butones. Amo le ponemos spaccatroppia. È una donna fatta a Dorbace. Questo è Dorbace. Queste su coste. Come vedete anche tutti i capi che ha su coste riprendono i colori della camicia della sposa. Questo sei in torcia. Sei in torcia. Così trosci. Sei in torcia.
Questa è savrentera. Savrentera è una sorta di marsupio, perché dentro le tasche. Infine saperica. Come si chiama? Saperico. Aspetta. E lo sposo vestito. Applauso, Quando le nozze. Evviva gli sposi! Oh, ma dopo questo grafo prima.